Guido Gessa. Contro lo stigma, contro la discriminazione, il comune di Quartu Sant'Elena rinnova la propria partecipazione al circuito internazionale delle Fast Track Cities, le città impegnate nella lotta all'HIV e all'AIDS. L'obiettivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è di sconfiggere le infezioni entro il 2030. Quartu Sant'Elena è l'unica città in Sardegna che ha aderito a questa rete europea, anzi internazionale, che promuove all'interno dei propri territori delle azioni di prevenzione e di informazione corretta. I progetti concreti a Quartu, una campagna di affissione di pannelli stradali, una giornata di test per l'HIV e per l'epatite C e una mostra in una galleria di via Eligio Porcu. Per il comune di Quartu questo progetto significa un aspetto di prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili, significa combattere lo stigma sociale nei confronti delle persone che comunque vivono già una vita particolare funestata dalla patologia. Significa informazione, significa coinvolgere i giovani, significa dare dei riferimenti precisi, significa soprattutto accoglienza dei bisogni dei cittadini in un ambito di prevenzione.